Giulio, primo hackathon di Void, che obiettivo si prefiggeva questo hackathon? Allora, l'obiettivo che ci siamo dati oggi era provare a concentrarci su 4 soluzioni open source che sono state sviluppate durante il progetto e immaginarci quale nuove opportunità dare a questi prodotti una volta concluso il progetto Void. Ricordiamo anche quali sono. I 4 prodotti erano Voiderplate, che è un framework per sviluppare applicazioni mobile che si basa su dati georeferenziati, Arduino, che è il prototipo di una centralina che può interessare soprattutto gli agronomi nel intercettare a bassissimo costo tutta una serie di dati del territorio legati alla loro attività, perché ha una serie di sensori che permettono di appunto tracciare pioggia, umidità, vento. Il terzo prodotto era Mood Meter, che è un prototipo che si basa su 3 pulsanti e una ricetrasmittente che permette di trasmettere il feedback di questi 3 pulsanti geolocalizzato per raccogliere eventualmente appunto feedback dal territorio. Il quarto prodotto sviluppato invece si chiama Placemaker ed è un gioco in scatola che è stato sviluppato per coinvolgere in un processo di coprogettazione nella riqualificazione e riappropriazione di spazi da destinare a nuove opportunità. Tra i team che si sono sfidati oggi lungo tutto il corso della giornata, che idee sono emerse? Allora, è stato molto bello vedere come ciascun team ha rigirato e ha rianalizzato i bisogni da cui erano nati questi prodotti. Chi ha lavorato su Placemaker si è spostato, quindi invece di ragionare su un prodotto per la pubblica amministrazione, che è come è nato Placemaker, ha identificato come target ideale i proprietari di terreni e ipotizzando di utilizzare questo gioco, questo strumento per offrirgli un servizio con cui appunto ridestinare terreni abbandonati o che per loro sono solo un peso. Chi invece ha scelto Voiderplate ha implementato CyberGas, l'hanno chiamato, quindi un'applicazione per individuare punti di incontro per appunto gas o gruppi di acquisto su prodotti a chilometro zero. E il terzo team ha invece si è concentrato su Arduino, identificando come target non tanto gli agronomi quanto gli escursionisti, ipotizzando di offrire questo prodotto e questo servizio alle strutture, per esempio di montagna come maighe, rifugi o pubbliche amministrazioni di territori a forte densità turistica per quanto riguarda l'escursionismo, e sviluppare un'applicazione che potesse in qualche modo sfruttare le centraline e la sensoristica per fornire dati in tempo reale molto rilevanti per gli escursionisti. Insomma, anche un punto di partenza su cui ragionare e anche per far vedere e mostrare quanto la tecnologia può essere utile ai cittadini di oggi. Assolutamente sì, e come soprattutto sviluppando soluzioni open sia possibile costruire nuovi servizi innovativi e immaginarsi cose che attualmente non abbiamo idea potrebbero servire, ma che saranno sicuramente di grande utilità per i cittadini.